Allora, buongiorno amici, questo è il mio primo video su YouTube dove vi presenterò il mio kit di sopravvivenza. Allora, partiamo subito. Qui fuori abbiamo un segace a mano, molto utile per la sopravvivenza, che è anche per la giro dell'accetta. Poi qui abbiamo 10 metri di corda. Poi possiamo trovare forchetta, cucchiaio e coltello. Allora, nel kit troviamo nella tasca laterale sinistra un gancio per fare una mazza con un gancio, qualcosa, una tronchesina, delle fascette. Poi nella tasca laterale destra troviamo un coltellino Victorinox multiuso e un moschettone. Poi nella tasca anteriore, nella tasca posteriore abbiamo due bustine per idratare il viso, filo da pesca e poi abbiamo dadi da brodo, questi che praticamente servono se voi li accendete le zanzare non vengono. Poi abbiamo sale e olio, un foglio di carta con l'alfabeto morse, poi una lama per fare una lama, vabbè, poi abbiamo camomilla, tela di limone e bustine di zucchero. Nella tasca anteriore abbiamo il nostro isolante e uno specchietto per fare delle segnalazioni, e al suo interno abbiamo un'altra lama e del filo cerato. Nella tasca centrale abbiamo una torcia a LED, una lente di ingrandimento, 6 metri di paracord, un coltello a scatto, poi luce dinamo impermeabilizzata, kit di fuoco con alcol, un accendino, fogli stagnola, ovatta e dischetti di ovatta. Poi abbiamo delle buste per recuperare l'acqua, una forbicina piccola, poi abbiamo due garze, cerotti, dei cotton fioc, guanti sterili e altri dischetti per disinfettarsi questa volta. Poi un gomitoletto di lana, non si sa mai, per fare delle trappole, il kit da pesca con gli ami da pesca, piombo, un po' di filo da pesca, degli elastici, altro filo, un piombo più grande, poi ci sono dei chiodi, una spira d'acciaio e poi ci sono questi che sono praticamente gli zip per i sacchetti giro. Sì, gli zip per i sacchetti giro. E poi infine abbiamo due coperte termiche. Questo è il mio primo video, arrivederci.